Buonasera coach, benvenuto nella conferenza stampa post partita e do lei la parola per una sua prima analisi sulla gara. Buonasera a tutti, prima cosa complimenti alla nostra squadra, ai nostri giocatori, al nostro staff tecnico per un'ottima partita, anche i tifosi sono stati straordinari stasera, era veramente una festa di pallacanestro. Abbiamo fatto tantissime cose buone perché vincere contro Trieste non è facile, una squadra che ha tanto talento, una squadra che ha tanti punti loro mani, però abbiamo preparato bene come sempre questa volta game plan è funzionato. Lo sappiamo anche prima di questa partita che io ho detto che devi difendere, questa è nostra identità e se fa punti bene, però dobbiamo difendere. Abbiamo perso partita contro una squadra come Brescia, molto brava squadra, con tanti punti, abbiamo fatto 89, abbiamo perso partita, questo non è NBA. Dunque veramente tante cose vincenti stasera, valutazione 113, 56 rimbalzi, abbiamo fatto 103 punti con solo 5 tiri liberi. Dunque tante cose, 12 giocatori hanno fatto punti, non posso chiedere più di questo, adesso dobbiamo essere umili e lavorare forte come sempre e andare avanti. Domande, prego. Coach, l'avete indirizzato fin dal primo quarto, siete entrati benissimo in campo, poi però l'avete gestita tutta. Quindi è stato anche da questo punto di vista, loro se non sbaglio sono arrivati almeno 11 al massimo che sono arrivati, quindi è una partita che avete condotto dall'inizio alla fine. Questo questo io ho detto adesso dopo di partita, intervista alla televisione, questo non si succede ogni giorno che tu vinci da 30, soprattutto con una squadra così brava come Trieste, ben allenata, però oggi è riuscito a essere buono tutto, dunque non abbiamo giocato in ogni momento di partita come voglio io, però non posso dire niente ai giocatori, si gioca un po' diverso quando sei più di 30, un po' più di libertà, un po' meno di responsabilità, però ogni volta quando abbiamo fatto qualche cosa sbagliato in attacco abbiamo fatto bene in difesa. Sono stato una volta molto arrabbiato con Texi e Moretti per questo tema di ultimo tiro che succede a noi terza o quarta volta questa stagione. Non è per questa partita che è finita 30, per futuro che se abbiamo l'ultimo attacco dobbiamo avere noi l'ultimo tiro, però anche sono parlato con loro due in spogliatoio, non mi è piaciuta neanche la mia reazione, sono due ragazzi fuori serie e devo io spiegare meglio. Coach, una domanda da giornalista di Trieste che chiede una cosa che è una curiosità, tanti infortuni quest'anno, difficoltà a lavorare con la squadra del completo e nonostante questo siete probabilmente dove volevate essere. Per capire, nella sua idea di squadra, a che punto è questa lei? Nel senso, se le chiede una percentuale di quella che è la sua idea di lei, era capito? Ogni allenatore vuole di più, di meglio, e quando è ottima situazione vuoi fare di più, però noi siamo, se non mi sbaglio, ultimamente 11 da 14, che è molto difficile fare, non puoi chiedere un po' di più. E che posso chiedere? Posso chiedere che qualche minuto sul campo devi essere meglio in difesa e attacco, però il nostro re, dopo di tutto questo soffrimento, come si dice, è molto meglio adesso. Non abbiamo avuto una coesistenza di gioco e di lavoro perché non abbiamo avuto i nostri giocatori, però adesso da Trieste, proprio da Trieste, siamo una squadra molto diversa. Grazie, coach. Grazie a lei. Coach, possiamo dire che non servivano risposte proprio di Brescia perché è stata una sconfitta
di pochi punti e in cui avete giocato molto bene, però l'energia che avete messo in campo fin dall'inizio è stata incredibile. No, questa è la nostra idea, questa area non molla mai, non lascia mai. Anche quando siamo stati pochi, non siamo perso partite di 20, siamo stati sempre di là. Questa è la nostra identità. Ciao Phil, welcome to the post-game press conference. So we start with your opening statement on this game, please. Good game. I'm happy for the guys to respond after last week's game against Brescia. We lost our composure, made a lot of mistakes, and we didn't come prepared. So this whole week, guys practiced hard, and it's nice to see that everybody responded for an important game against Trieste. Sì, è stata una bella partita, sono molto felice che abbiamo dato una risposta dopo la gara di Brescia in cui avevamo fatto diversi errori, non avevamo giocato come sappiamo e non abbiamo giocato il nostro stile di pallacanestro. Sono felice che dopo questa settimana di allenamenti molto duri abbiamo tutti veramente dato una bella risposta in una partita importante come quella contro Trieste. Prego, domande? Ciao Fi. Ciao. Allora, si vedeva che volevate appunto a tutti i costi vincere e avete messo in campo tantissima energia, tantissima voglia proprio, questo dall'inizio fino alla fine. She mentioned that it looks like it was really clear that you had this desire to win and you spread energy all game long. What do you think? It was important. Guys would look to me to bring that, and I got to do a better job of being consistent with it. I can see the effect of it, and I'm happy that guys respond with it with purpose, not just fouls, just making purposeful plays and using that energy to make the right play, get stops, and keep it going throughout the game. Era molto importante, volevamo questo tipo di energia per tutta la partita, siamo stati veramente solidi e costanti in questo e è stata usata l'energia, è stata data una risposta con molta lucidità e credo che l'abbiamo veramente sfruttata per fare le giocate giuste, soprattutto in difesa. Ciao, senti, Tortona ha perso la Sassari e avete fatto un bel passo avanti verso i playoff. Tortona lost in Sassari, so do you think we had a step forward to the playoffs? Yeah, a step. Just a step. Obviously, we have a couple more games, and the teams we have are good teams, still competitive, still playing hard. So it's definitely a step towards playoffs for sure. Sì, è un piccolo passo, però non solo, e adesso ci aspettano altre partite contro ottime squadre, con squadre che hanno degli obiettivi importanti, per cui ci aspetteremo che giocheranno duro, però sicuramente è un passo verso i playoff. Ormai passano i tuoi numeri, non fanno più notizia, nel senso stagione strepitosa. La cosa che colpisce è l'entusiasmo, la carica che tu metti in campo, cioè a trascinare proprio tutti quanti. Quanto ti senti leader? Talking about the number, figures, it's an extraordinary season from you. But beside this, it looks like awesome the enthusiasm, the excitement that you put on the front and you spread all over your teammates. So, do you feel like being a leader in this kind of thing? That's not my intention. My intention is just bring what I have, and if guys feed off that, yes, that's my intention is just do my job, because there's so many moving parts, and I'll let the coach be the coach and manage that. So if guys get energy off of myself, that's great. But my intention is just to play hard and do my job and help other guys make their jobs easier. And if more comes out of it, that's positive. God bless. Sì, anche se non è ovviamente il mio interesse primario, perché io cerco di portare ciò che ho e quindi il mio gioco e anche magari la mia velocità e fare in modo che il mio gioco sia utile sia al game plan
sia anche a rendere il compito più facile ai miei compagni, perché io sono molto attento in quello che è il mio compito eseguire durante la partita. È chiaro che se i miei compagni prendono energia da me è un motivo ulteriore di soddisfazione, perché è una cosa che mi rende felice. Senti, quanto grande hai visto il canestro quando hai segnato la tripla? How big was the basket when you knocked down the threes? Very big, very big. It helped propel us towards that second half and finish the game, so it was huge. Poi ti sei scatenato nella felicità in campo. And then you like kind of were overwhelmed of happiness. Yes, I was. It was natural. It was just a natural. I just want to let it all out because I just felt a lot of energy in you, and I'm glad positive things came out of it. E avevo visto il canestro ovviamente molto grande, è stato secondo me un canestro anche propellente per la nostra vittoria, per chiudere bene la partita. E per quanto riguarda il mio modo di esultare, sì, io sono così, è tutto naturale quello che tiro fuori, ho tanta energia dentro di me e la lascio andare, però sono felice che sia stata una situazione positiva. Senti, 11 vittorie nelle ultime 14 partite, praticamente non vi fermate mai. Dove volete arrivare? We won 11 out of last 14 games. Where do you think we can finish? God knows. I just want to worry about the next game. I feel like before I've got too ahead of myself. Now, just focus on next week, and then whatever happens, happens. I feel like that's what I can do and keep at a high level if I just focus on just the next game. Solo Dio sa dove potremmo andare e il nostro compito, il mio in particolare, è quello di pensare alla prossima partita e dedicare grande concentrazione sulla settimana di lavoro che abbiamo davanti, per cui mi concentro semplicemente su fare al meglio possibile quello che devo fare. È chiaro che vogliamo tenere un alto livello, per cui serve anche grande concentrazione per questo, però non ci spingiamo nei pensieri troppo oltre.